salutiamo. No, finiamo direi che se no No, Molto lungo. rispondete, Emendamento numero 2 alla proposta di rendiconto approvata dalla Giunta Comunale. Anche qui chiediamo di documentazione e chiarimenti a supporto del mantenimento dei residui che seguono, in assenza dei quali i medesimi dovrebbero essere depennati o pesantemente svalutati con conseguente riduzione del risultato dell'amministrazione. Residuo numero 247 per euro 23.723, credito nei confronti di Bennett SpA, per il quale ci avete comunicato l'errata attribuzione a tale debitore. In pratica ci avevate detto a voce che era probabilmente riferito a Gaia. Il residuo Gaia, inizialmente e potenzialmente individuato come reale debitore, risulta già tra i residui attivi al numero 244 del 2015 della ripartizione tecnica. 2. Residuo numero 267 del 2012 di euro 20.000. Credito nei confronti della Fondazione CRT, contributo gaetano del 12 luglio 2011, protocollo 141. Allora, stupisce che un credito del 2011 da parte di un organo così solvibile come la Fondazione CRT non sia stato incassato. Scriviamo: il contributo è di norma condizionato al rispetto dei requisiti posti dall'ente erogante. La domanda è: tali condizioni sono state soddisfatte? Residui numero 329 e numero 18 del 2014, Archedi 2000 SRL fallita, rispettivamente per 7.568 euro e 1.249 euro. La domanda è stata presentata la domanda di ammissione alla procedura concorsuale entro il previsto termine del 4/2/2014? In caso affermativo, quale percentuale di svalutazione è stata applicata al credito in esame? Residuo numero 84 del 2012 di 1.041 euro e numero 157 di euro 1.052, entrambi relativi all'affitto di via Tavolazzo a carico di un concittadino. Entrambi i residui compaiono ancora tra i residui attivi, mentre la morosità del medesimo soggetto per utenze relative a acqua, fornitura d'acqua a carico del medesimo soggetto, è stata considerata una minore entrata e quindi stralciata. Allora, o questo soggetto è solvibile oppure non lo è. Se è solvibile non andava stracciata la bolletta dell'acqua, e se non è solvibile andavano stracciati anche i crediti per gli affitti. Poi qua le domande sono più di una. Residuo numero 224, crediti Consorzio Tirese Servizi per 53.913. Residuo numero 11, sempre Consorzio Tirese per 51.700 euro. Residuo numero 11 del 2014 di competenza, crediti Consorzio Tirese per 50.109 euro, che tra l'altro compaiono a residui, quest'ultimo per 44.751. I tre residui si riferiscono ad annualità arretrate TIA 2006-2009. Avendo un'anzianità superiore a 5 anni, la normativa prevede che vengano depennati, possono essere mantenuti in vita, ma vengano depennati dai residui attivi e gestiti con una procedura a parte. Li ritroviamo qui. Vorremmo sapere in ogni caso qual è stata la percentuale di svalutazione applicata a questi crediti, qual è il motivo per cui gli importi contenuti nell'elenco completo dei residui differiscono da quelli riportati
entrata residua e di competenza, rispettivamente gli allegati E e D. Poi, altro punto, residui numero 284 e 285 per 10.613 ciascuno compaiono tra i residui attivi, mentre tra le entrate e spese aventi carattere non ricorrente compare il rimborso spese di 21.226 euro che pare riferirsi per identità di importo proprio a questi due residui. Se così fosse, gli stessi vanno dipennati dai residui attivi e dal relativo totale. Io non so quanto sia utile andare avanti perché poi la parecchio lunga. Sì, anche perché ci sono 20 minuti di tempo. Sì, assolutamente. Non è vero, non è. Dottore segretario. Sul bilancio non ci sono i 20 minuti. Dottore segretario. Nel frattempo può continuare. Bene. Poi, relativamente a questo lungo elenco di residui, vorremmo sapere quali azioni e quali procedure sono state portate avanti. Li abbiamo raggruppate per tipologia di credito. Ci sono esattamente 3 residui relativi alla mensa scolastica, di cui uno è del 2009, pari a 39.361 euro. Quello del 2009 non capiamo perché continua a rimanere qua, e 2 residui per 1.603 euro relativi allo scorpus. Poi residui relativi ad interventi straordinari a favore di concittadini. Questi per la verità sommano solo 2.690 euro. Anche qui ci piacerebbe sapere quali sono le procedure che vengono poste in essere per il recupero di questi crediti. Attenzione che su queste robe non ci sono né giudizi di natura sociale né giudizi di natura politica. Si vuole solo capire come si muove l'amministrazione nei confronti del monte crediti. Poi c'è un residuo, il 215, di 24.858 euro per ICI coatta fino al 2009. Anche questa non capiamo come mai compaia tra i residui attivi, in quanto avente un'anzianità superiore ai 5 anni. Poi ancora abbiamo 6 residui per un totale di 13.000 euro relativa a cosa mercato, cosa grandi utenze, eccetera, di età variabile dal 2011 al 2012. 13.000 euro non arrivano. Ne abbiamo altri 3 per pubblicità commercio 2011-2012. Però non avete risposto. Uno stato di maleducazione Pazzesca. Allucinante. Non una domanda in commissione avevano risposto, neanche a una. Allucinante. È vergognoso. Allora, 3 residui per pubblicità commercio per 31.000 euro relativi alle annualità 2011, 12 e 13, e 3 residui per energia elettrica mercato, anche questi 2011, 12 e 13 per 2.240 euro. Il totale di questi 3 blocchi fa 46-47.000 euro circa. Vado avanti. Vorremmo sapere